virus continua a correre in Veneto. A Padova incidenza vicina ai 250 ogni 100.000 abitanti. A Roma in questo momento il vertice è stato regioni sul piatto, il Super Green Pass, le nuove regole e restrizioni. Mercatini ed iniziative di Natale con l'obbligo di mascherine all'aperto. Dopo Venezia anche Padova e Vicenza verso la decisione di ordinanze specifiche in attesa di ciò che deciderà il governo. Tragedia nella notte a Mogliano, barista di 35 anni muore nell'auto dopo essere uscito di strada. La macchina ha preso fuoco, vani i tentativi di estrarlo dall'auto prima che le fiamme avvolgessero tutto. Assalti e razzie, passeggiate serali per un gruppo di cittadini di Zermana, il quartiere bersagliato dai ladri negli ultimi giorni. Il PD all'attacco è inaccettabile. A Roma alla firma nasce la società Infrastrutture Milano Cortina 2026 SPA, consentirà di passare alla fase operativa delle opere. Zaia, ora non ci sono più alibi. 2 anni consecutivi di imbattibilità suggellati dal primato mondiale assoluto di vittorie consecutive. Le Pantere dell'Imoco Conegliano ieri hanno riscritto il libro dei record. Da stasera alle 20:10 su Antena 3 la striscia quotidiana di Carlo e Giorgio, senza skate, tutor semiserio per sopravvivere alla crisi. Buonasera, ben ritrovati TG Veneto, questa è la nostra edizione e mentre vi stiamo parlando da circa mezz'ora è in corso al governo l'incontro tra Stato e Regioni. Presenti il ministro Speranza insieme al ministro Gelmini, incontrano il sottosegretario Garofoli. È il giorno dell'incontro urgente voluto fortemente dalle Regioni all'indomani della lettera inviata a Mario Draghi del 18 di novembre dove si chiedono certezze e dove le regioni esprimevano forte preoccupazione per l'innalzamento dei contagi. Il Veneto conferma il trend stabile di crescita con 870 nuovi positivi, 3 decessi nelle ultime 24 ore, con percentuali diverse di contagio tra provincia e provincia. Il decreto potrebbe arrivare già giovedì, intanto la linea delle regioni appare chiara, restrizioni solo per chi non ha scelto di immunizzarsi con l'attivazione anche di un Super Green Pass e obbligo vaccinale per alcune categorie come ad esempio quella dei sanitari. L'obiettivo rimane quello di accelerare in vista del Natale anche per non penalizzare ulteriormente le categorie produttive. Intanto oggi c'è stato anche un incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini, i governatori Zaia e Fontana, dunque Veneto e Lombardia. L'obiettivo comune, è stato detto, è evitare ulteriori chiusure e paure, lavorando a soluzioni di buon senso. E proprio a questo tema è dedicato il sondaggio che Ring vi propone questa sera, il Super Green Pass con il tampone solo al lavoro. È giusto? Ve lo chiediamo con i soliti numeri di telefono. Se la vostra risposta è affermativa dovete comporre lo 0422 16 26 691, se invece negativa lo 0422 16 26 690, telefonata ovviamente gratuita. Se sentite occupato il vostro voto è stato registrato l'esito del sondaggio ovviamente questa sera durante la puntata di Ring. Si chiedono restrizioni perché il boom di contagi è evidente, rimane Padova la provincia con il trend più alto. Pensate che l'incidenza è vicina ai 250 casi ogni 100.000 abitanti, il virus colpisce quarantenni e cinquantenni, ma è anche boom di prenotazione per le terze dosi. Quasi 8 padovani su 10 si sono vaccinati, più di 100.000 quelli che ancora non hanno fatto neppure la prima dose. Ma è su questo tasto, quello delle vaccinazioni, che torna a puntare l'ULSS 6 Euganea per arginare il nuovo aumento dei contagi in provincia. 143.000 le prenotazioni messe a disposizione negli ultimi giorni, 13.000 quelle aperte in queste ore. Rispetto a quanto accadeva nelle ultime settimane, il portale ha registrato un aumento notevole per le dosi booster. Rispetto al weekend non questo, quello precedente, cioè 2 weekend fa, in un weekend si erano iscritte circa 7.000 persone. Nell'ultimo weekend, quindi parlo di 3 giorni, da 7.000 siamo passati praticamente a 60.000 iscrizioni, quindi c'è stato veramente un'impennata. In arrivo a tutti i vaccinabili con terza dose un messaggino di ricordo e invito. Messaggio, precisano i vertici ULSS, che non equivale a una prenotazione. Non costituiscono una registrazione all'interno del sito. La persona che lo riceve poi deve entrare nel sito e scegliere
la data appunto a lei più confacente. Boom di prenotazioni, impennata dell'incidenza dei casi che dai 53 ogni 100.000 abitanti di 6 settimane fa è passata a 249 con una diffusione su tutta la provincia. E se migliora la situazione nella casa di riposo Beggiato di Conselve, unico cluster tra le RSA del Padovano, il personale di supporto era destinato all'ospedale di comunità aperto nella cittadina, il secondo dopo quello di Campo San Piero. Sul fronte scuole, 2 i cluster attivi in un istituto comprensivo della città e in uno di Piove di Sacco. In questo momento sono 72 le classi in quarantena, 137 quelle in monitoraggio. Un aumento dei contagi che rende fondamentale l'opera di tracciamento che, confessano i vertici ULSS, a volte diventa difficile. Adesso i nostri interlocutori molto spesso sono persone non vaccinate e quindi c'è tutta la problematica legata un momentino alla reticenza di dare informazioni e un atteggiamento non proprio collaborativo in questo tipo di attività. Restiamo a Padova perché allora il sindaco Sergio Giordani pronto ad inasprire le misure, nuove misure di sicurezza come ad esempio l'utilizzo della mascherina anche all'aperto. Il problema è come lo cerchiamo di risolvere, penso che la mascherina sarà quasi necessaria. Potrebbe essere solo questione di un paio di giorni e poi anche a Padova potrebbe tornare l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto nelle aree dove saranno allestiti i mercatini di Natale. Il sindaco Sergio Giordani, preoccupato per l'aumento dei contagi in città e provincia, incontrerà i vertici di azienda ospedaliera e USL durante il prossimo COSP in prefettura previsto per martedì pomeriggio. Domani dovrò trovarmi con il dottor Dalbè e il dottor Fortuna, l'AS e l'azienda, però il prefetto convochiamo un COSP per fare dei ragionamenti in termini di sicurezza sanitaria. Non è difficile che imponiamo le mascherine. Sulla scia di Venezia, che ha già attivato l'ordinanza che impone l'uso delle mascherine all'aperto nei mercati e fiere di Natale, anche Padova potrebbe adottare una misura simile, visto che proprio sabato inizieranno le iniziative natalizie. Fino al 31/12 sicuramente. Dopo vediamo l'evoluzione di giorno in giorno. Adesso sta aumentando purtroppo. Questa è una cosa che francamente non me l'aspettavo, però aumenta in maniera importante. Bisogna che ognuno di noi faccia il proprio. No, non bisogna stare vicini, bisogna mantenere la mascherina. Moltissime persone, a Paolo ieri giravo per il centro, ce l'hanno molte persone. Bisogna far sì che tutte ce l'abbiano e mantenere distanza e sicurezza. Ancora non si sa invece se il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica possa decidere su ulteriori restrizioni per quanto riguarda invece le manifestazioni no Green Pass, pronte a tornare ancora in piazza proprio martedì sera. Una scelta salva Natale pronta a essere presa anche dal sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, proprio per i mercatini di Natale che partiranno a brevissimo. Stiamo aspettando che la conferenza Stato-Regioni decida in merito alle mascherine. Qualora non intervenisse il governo, lo faremo noi con ordinanza ad hoc dei sindaci con i quali stiamo interloquendo. Verona e Venezia sono partiti perché sono partiti prima i mercatini e quindi hanno dovuto decidere per tempo. Sembra questione di pochi giorni perché l'obbligo di utilizzo della mascherina all'aperto sia reintrodotto a Vicenza. Pronto a firmare un'ordinanza ad hoc nel caso non sia la conferenza Stato-Regioni a prevederla per tutte le città. Ordinanza in vista dell'apertura dei mercatini natalizi che a Vicenza sarà il 4 dicembre. La strategia Salva Natale dell'amministrazione prevede la diffusione in centro storico delle casette proprio per evitare assembramenti in un'unica piazza, quindi mercatino diffuso in piazza San Lorenzo, Corso Fogazzaro, esteso anche in Contrada Cesare Battisti e Corso Palladio, mentre a Campomarzo, oltre alla pista di pattinaggio, ci saranno le 2 fiere, quella natalizia e quella dell'Epifania. Scelta con duplice valenza, giocare d'anticipo alla luce della crescita dei contagi e dare respiro a cittadini e attività che beneficiano del movimento che anticipa le festività. L'obiettivo è quello di gratificare più di una zona distribuendo le presenze, ma in linea con i parametri di sicurezza sanitaria anti-assembramento. A preoccupare il primo cittadino la crescita dei contagi, per cui si rende necessario l'uso della mascherina anche all'aperto.
Credo che l'unica soluzione sia la mascherina in centro, altrimenti dovremmo essere costretti a limitare anche le iniziative natalizie. Siccome stiamo cercando di mantenere per quanto possibile uno stato di normalità in una situazione comunque pandemica che sta riprendendo forza anche dal punto di vista dei contagi, dobbiamo fare in modo di comunque tutelare in via prioritaria la salute pubblica dei cittadini attraverso l'utilizzo anche della mascherina e il distanziamento laddove possibile. Parliamo ora di trasporto pubblico. Inattuabile la proposta di estendere anche ai passeggeri degli autobus l'obbligo del Green Pass. Già è stato faticoso farlo con gli autisti. Sono le parole di chi gestisce MOB Mobilità di Marca, quindi andiamo nel Trevigiano. Se io devo controllare tutti i ragazzi o tutte le persone che salgono a bordo di mezzi col Green Pass, saltano tutti i tempi di percorrenza. Sull'autobus solo con il Green Pass, l'ipotesi, balenata in queste ore ma destinata con tutta probabilità a finire nel cassetto, fa sobbalzare il presidente di MOM Giacomo Colladon. Le aziende di trasporto hanno dovuto ritoccare la capienza dei mezzi, affrontare il nodo del Green Pass obbligatorio dei conducenti. Estendere questa imposizione ai viaggiatori, dice, sarebbe impensabile. C'è il problema di come effettuare il controllo. Io credo che se il controllo viene fatto a campione una soluzione si possa trovare, ma se non viene fatto a campione e tutti quelli che salgono a bordo di mezzi pubblici devono avere il Green Pass, sarà un problema forse irrisolvibile. Poi penso che non tutti i ragazzi sono vaccinati e quindi anche questo, come vanno a scuola? Non vanno più a scuola, quindi c'è un problema oggettivo generale da affrontare e da risolvere. Aspetti che rendono inattuabile, ribadisce Colladon, l'applicazione di una misura di questo genere in un settore che si sente additato ingiustamente di contribuire a diffondere il virus. Il trasporto pubblico non può essere solo il problema di questa pandemia, ci sono altre situazioni in altri posti dove ho visto per esempio gli stadi stracolmi al 50%, anche al 50% sono 50.000 persone. Le discoteche, quindi i problemi sono generali, non solo sul trasporto pubblico. Solo dopo 2 mesi dall'inizio della scuola, tra l'altro, MOM ha superato i problemi legati all'obbligatorietà del Green Pass per gli autisti. Da una settimana tutte le corse sono garantite, quindi non abbiamo più determinati servizi, abbiamo garantito ancora la domenica, quindi in questo momento la situazione è abbastanza normale. Abbiamo messo la guida a tutti, abbiamo messo la guida ai meccanici, gli addetti al piazzale, gli impiegati, i verificatori, abbiamo messo tutto e con questo siamo riusciti a far sì che tutte le corse programmate siano garantite. Restiamo nel Trevigiano, la pagina della cronaca ci porta a Mogliano. Zerman, barista di 35 anni, muore nell'auto che dopo essere uscita di strada ha preso fuoco. La cronaca. È stato tutto un attimo proprio. Il botto e il fuoco. Tutto su un istante, è tremendo, non poter far niente, no. La tragedia si è consumata in pochi drammatici istanti ieri sera alle 23:30 a Zerman di Mogliano, tra via Zermanesa e via Bonisiolo. A perdere la vita nell'auto in fiamme Andrea Capano, 35 anni, barista trevigiano. Era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. La vettura è piombata in un fossato e poi si è fermata contro un ponticello in cemento. L'urto è stato molto violento e la vettura, che era alimentata a gas, ha preso fuoco. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare, è morto prima che i soccorsi riuscissero ad estrarlo dall'abitacolo. Primi ad accorrere marito e moglie che abitano proprio di fronte al luogo dell'incidente. Abbiamo sentito il botto verso le 11:30, un gran colpo, siamo scesi perché eravamo a letto, siamo scesi e abbiamo visto la macchina nel fosso, contro il muretto del fosso, che cominciava a prendere fuoco. Mio marito è corso là, però non ha potuto fare niente perché le fiamme erano sempre più alte, sempre più grandi. Intanto io ho chiamato il 112 e niente, non abbiamo potuto fare niente perché su un attimo ha preso fuoco tutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, i sanitari del 118 e di carabinieri di Mogliano. Capano, che era originario di Venezia, ora lavorava all'Osteria Vivace di Lughignano di Casale sul Sile e proprio dopo aver terminato il turno di lavoro ieri sera stava tornando a casa a Mogliano, dove da poco si era trasferito ad abitare con la fidanzata. In passato Andrea Capano aveva lavorato al Boschetto a Treviso e al Bacaro Aido Draghi
Draghi a Venezia in campo Santa Margherita. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha destato profondo cordoglio tra le tante persone che lo conoscevano. Distrutto il titolare Manuel Moro, postando una bella foto con Andrea a testimoniare l'entusiasmo all'apertura del locale lo scorso maggio. Siamo partiti in 3 con il nostro sogno, tornare a fare il nostro lavoro dopo 1 anno e mezzo di attesa, scrive. Siamo diventati una famiglia di quasi 15 persone. Il tuo sorriso, la tua allegria, la tua disponibilità, tanti sacrifici, tanta fatica, ma tante soddisfazioni e bei momenti abbiamo passato insieme, immobili e distrutti dal dolore. Restiamo a Zerman, quartiere bersagliato dai ladri negli ultimi giorni, assalti e razzie dunque, e in queste notti ci sono state delle passeggiate serali da parte di alcuni cittadini. La risposta politica del Partito Democratico è inaccettabile. Sabato sera sono scesi in strada in molti, richiamati dal suono degli allarmi antifurto e dalle sirene delle forze dell'ordine. Ora un gruppo di cittadini di Zerman ha deciso di ritrovarsi ogni sera dalle 18 per delle passeggiate di controllo o di disturbo ai predoni che negli ultimi giorni hanno messo a ferro e fuoco la piccola frazione. Ma guai a chiamarle ronde, men che meno armate. Non ho visto, ripeto, né bastoni né armi. Siamo amici e abbiamo fatto tutto, anche divertendoci tutto sommato, nonostante la drammaticità del momento. A lanciare l'idea delle passeggiate serali, tra gli altri, il consigliere della Lega Roberto Zanardo. Adesso teneremo gli occhi aperti, abbiamo pensato anche di qualche volta fare qualche giretto così notturno per vedere se vediamo qualche movimento, e durante il giorno staremo attenti. Qui c'è gente esasperata che si barrica in casa, cioè non è più vita insomma per noi questa qua. Ma intanto il solo evocare le ronde di Padana Memoria ha sollevato a Mogliano la polemica politica. Abbiamo letto di cittadini che sono usciti armati con mazze da baseball piuttosto che spranghe, addirittura con una pistola, e questo sinceramente ci preoccupa. Crediamo che sia ancora più grave il fatto che c'erano esponenti dell'amministrazione comunale insieme a queste persone che in qualche modo legittimavano anche dal punto di vista istituzionale questo tipo di interventi. Il nostro punto di vista è che l'ordine pubblico e la sicurezza in uno Stato di diritto sono affidati alle forze dell'ordine, che in questo momento stanno facendo uno sforzo importante nella moltiplicazione delle loro forze per coprire appunto una problematicità che c'è in questo momento all'interno del territorio in maniera più acuta. Da oggi l'Arma dei Carabinieri ha potenziato ancora di più il dispositivo di controllo con l'arrivo dei militari del 4° battaglione di Venezia Mestre. A loro e solo a loro, secondo il PD, spetta la vigilanza attiva sul territorio. Capiamo benissimo i cittadini, la paura è un sentimento umano e come tale va compreso e rispettato. Tuttavia il compito delle istituzioni è quello di governare le paure, non certo di cavalcarle. E sulla questione passeggiate serali oggi è intervenuto anche il sindaco Bortolato. La cittadinanza insomma è libera di fare quello che vuole, di comportarsi come vuole per tra virgolette insomma sentirsi più tranquilla. Certo è che quello che le passeggiate che hanno fatto ieri sera e l'altro ieri sera assolutamente non fanno del male, anzi ho sentito altri consiglieri di maggioranza e anche io stesso probabilmente andrò questa sera con loro insomma a supportare questa azione che, ripeto, non è un'azione che vuole sostituirsi, ma è un'azione che vuole dare una mano, occhi in più sul territorio per controllare le nostre vie e le nostre case. A Bellunora siamo alla firma per le Olimpiadi Milano-Cortina. Grazie a questa firma non ci possono più essere alibi. Adesso pancia a terra a lavorare verso le Olimpiadi invernali. Se del tempo è stato perso lo si recupererà. Saranno Olimpiadi memorabili. Con queste parole il governatore Zaia ha commentato la firma avvenuta oggi a Roma della costituzione della società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 SPA. Presenti fra gli altri il ministro alle infrastrutture Enrico Giovannini, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano. È un giorno importante, ha detto Giovannini. La nascita della società consentirà di passare alla fase operativa per la realizzazione delle opere, ma per colmare il ritardo accumulato negli anni scorsi dovremo accelerare numerosi passaggi e dovrà prevalere un forte spirito di squadra. Nel veneziano un bambino egiziano si è perso tra le calli ma è stato ritrovato dagli agenti di polizia e riportato tra le braccia di mamma e papà. Tanta paura per 2 genitori egiziani che grazie al pronto intervento degli agenti delle volanti lagunari hanno potuto riabbracciare il loro bimbo di 5 anni che si era perso per le calli.
Sabato mattina è giunta al 113 una disperata richiesta di aiuto da parte dei 2 genitori che dicevano di aver appunto smarrito il figlio nei pressi del ponte di Rialto. Gli agenti si sono subito messi alla ricerca del piccolo e in tarda mattinata è anche arrivata una segnalazione provvidenziale. Alcuni passanti riferivano di aver trovato il bimbo in lacrime in via Garibaldi. Così i poliziotti sono andati a prenderlo, riportandolo tra le braccia di mamma e papà, che commossi lo stavano aspettando e dopo aver ringraziato gli agenti hanno voluto immortalare questo speciale momento. Andiamo in pubblicità tra poco. Quando l'Aula Magna diventa un tribunale, gli studenti delle quinte superiori dell'Istituto Fusinieri hanno simulato un processo penale. Guardate. Avvocati, pubblici ministeri, ognuno di loro un ruolo da interpretare per simulare i vari attori del processo penale. Buona parte di noi non sa bene come funziona un processo e quindi avere una persona così importante qua con noi oggi sarà sicuramente fondamentale per la nostra crescita a livello scolastico e extrascolastico ed è sicuramente molto formativo. Che ruolo farai? Dovrei fare il pubblico ministero. Ragazzi dell'Istituto Fusinieri di Vicenza che si mettono alla prova guidati da un ospite d'eccellenza, il presidente del tribunale. Saranno i ragazzi a gestire un processo penale e sarà esattamente la replica di quello che avviene all'interno di un tribunale. Ci saranno dei giudici, ci saranno gli avvocati, ci saranno i pubblici ministeri, e gli imputati e i testimoni. Sicuramente è un'esperienza un po' diversa dal solito, visto che comunque la nostra è una scuola incentrata sull'economia. Quindi con questa attività usciamo un po' dalla nostra zona di comfort e speriamo comunque di imparare qualcosa e sì, di portarci a casa qualcosa che ci serve anche nella vita alla fine. Da grande purtroppo l'avvocato bisogna studiare tanto, penso che andrò a lavorare sicuramente in un'azienda. Futuri avvocati oppure no, l'esperienza di oggi rientra in un progetto didattico. È importantissimo per loro poter vivere questa esperienza perché, tra le altre cose, è strettamente connessa anche al curriculum di educazione civica che è stato introdotto oramai come obbligatorio e permette loro di fare un'esperienza irripetibile. Il progetto nasce nell'ambito della materia di educazione civica, sono ragazzi di quinta, 2 quinte, una quinta FM, una quinta indirizzo SIA. E l'idea originaria era quella che i ragazzi andassero in tribunale, appunto con la collaborazione del dottor Rizzo, che è il presidente del tribunale, e simulassero un processo penale. Ma il Covid non lo ha permesso, così il tribunale è entrato a scuola. Siamo allo sport con le Pantere dell'Imoco Conegliano che di fatto hanno scritto ancora un libro di storia. Mi piaceva che questa diventasse una festa, no? Un giorno particolare per noi, uno di quelli da ricordare. È stato così. E adesso il limite, come si suol dire, è solo il cielo. Un cielo tinto di giallo-blu come il pala verde festoso per le imbattibili. Le Pantere dell'Imoco riscrivono i libri dei record. Mai nessuno come loro nello sport professionistico di alto livello, 74 vittorie consecutive. Dopo aver eguagliato il primato delle turche del Vakif, che durava dal 2013 e sembrava inattaccabile, le ragazze di coach Santarelli schiantano Trento e superano anche quella cifra impensabile. Striscia aperta da quasi 2 anni, era il dicembre del 2019. Una cavalcata che paradossalmente a un certo punto è diventata una pressione, il peso di non dover mai sbagliare. Finalmente ci siamo tolti forse non è la parola giusta, però in realtà è così, no? Perché se ne sta parlando con un'insistenza incredibile ovunque e noi questa cosa ovviamente la percepiamo. Credo di non aver avuto mai nessuna pressione in nessun trofeo come per questo record. Alla 69esima in poi è stato ok, siamo a 70, non possiamo più sbagliare, 71esima non possiamo più sbagliare, è stato così fino alla fine. Un peso che ha portato l'Imoco spesso a giocare con tratte poco fluide a certe partite, insomma a complicarsi la vita, complice anche le assenze di inizio stagione. Eppure la vittoria non è mai mancata. 25-13, 25-11 e 25-20 il tabellino della vittoria della festa. E adesso il limite è soltanto il cielo. Adesso la squadra si esprimerà meglio. Quindi giocheremo mercoledì la prima partita di Champions e non vediamo l'ora e poi andremo a Scandicci, consapevoli che questa squadra e questo gruppo è molto molto forte ma che abbiamo ancora tanta strada da fare. Da
stasera 20:10 la comicità di Carlo e Giorgio sbarca su Antenna 3 con il Senza Skei, l'unico tutorial che vi insegnerà come vivere appunto senza skei, dal caro benzina alla spesa quotidiana, dalla cena al ristorante al fitness, una guida pratica ed ironica, più ironica che pratica, specchio del momento che sta vivendo il nostro paese. Da stasera e ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 20:10 l'appuntamento è con Senza Skei. E poi a seguire invece torna Ring 21:15 con Ferdinando Avarino, Davide Bortolato, sindaco di Mogliano, Alessandro Zuin, titolare di Villa Braida, Laura Puppato, Partito Democratico, Alberto Villanova, Lega, Luigi Bisignani, scrittore. Questi gli ospiti della serata. Ed è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. TG Veneto termina qui, siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione abbandona l'Italia. Sul nostro territorio aumenta la pressione atmosferica e avremo una temporanea parentesi di tempo stabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 23 novembre ci mostra una situazione decisamente buona. Precipitazioni assenti fino al primo mattino, residua nuvolosità, poi schiarite via via più ampie fino a cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime in sensibile calo, comprese tra 1 e 5 gradi, massime invece stazionarie tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo qualche addensamento ma sarà del tutto innocuo, sarà infatti il sole a prevalere come vediamo. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo anche in questo caso bel tempo soleggiato con cielo limpido o al massimo con qualche nube sparsa. Temperature minime intorno a 0-2 gradi, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.